È stata arrestata dalla polizia stamattina all'alba a Vicenza con l'accusa di riciclaggio. Una cinese di 38 anni fa parte della lista dei 10 fermi di indiziato di delitto italiani, albanesi, cinesi e nigeriani che vivono nelle province di Brescia, Milano, Bergamo, Lodi, Prato, Rieti e appunto Vicenza. Devono rispondere a vario titolo di emissione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio e autoriciclaggio. A Vicenza, oltre al fermo, la polizia avrebbe eseguito una perquisizione in un appartamento di Viale San Lazzaro. Al momento dell'irruzione nella sua casa, la cinese 38enne avrebbe gettato dalla finestra 250.000 euro, poi recuperati e sequestrati. L'operazione di polizia che si è conclusa questa mattina all'alba con una trentina di perquisizioni e 9 arresti effettuati in varie parti d'Italia ha consentito di sgominare un'organizzazione criminale composta da cittadini cinesi, albanesi, nigeriani ed italiani che era dedita al compimento delle truffe e al riciclaggio e al reimpiego di denaro di provenienza illecita, in grossi quantitativi di denaro in contante, finalizzati appunto a finanziare delle aziende che avevano necessità di ottenere denaro in questo modo perché non avevano accesso al credito. Le indagini svolte dalla squadra mobile di Brescia sono partite dalla denuncia per una truffa ai danni dell'Opera di Santa Maria del Fiore, onlus che promuove la valorizzazione di monumenti di interesse religioso, storico e culturale che si trovano a Firenze, tra cui la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, il Campanile di Giotto e il Battistero di San Giovanni. L'onlus sarebbe stata indotta a effettuare bonifici di pagamento di lavori di restauro e conservazione per 1.785.000 euro su un conto corrente intestato fittiziamente. Nel corso dell'attività è stato documentato un giro d'affari di circa 30 milioni di euro movimentati nell'arco di 6 mesi. Delle indagini che hanno consentito appunto di circoscrivere questa organizzazione criminale e ottenere elementi probatori che stamattina ci hanno portato all'arresto di queste 9 persone, mentre una decima è tuttora ricercata in Italia e all'estero.